Buonasera e ben ritrovati puntualissimi col nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Decisioni assunte e poi revocate, farmaci che mancano, carenze di personale, la sanità cosentina soffre del vuoto di potere che si registra ormai da troppo tempo, la situazione è preoccupante. Protestano i cittadini dell'autostazione di Cosenza, il quartiere è nelle mani di due gang che si danno battaglia, le risse ormai sono quotidiane, l'appello alle autorità, intervenite. L'ipotesi della costruzione di una mega discarica a Castrovillari fa insorgere la Coldiretti, il presidente dice danneggerebbe l'agricoltura irrimediabilmente. Incredibile coincidenza, un uomo di 74 anni muore colpito dal tronco di un albero che un treno in corsa ha fatto balzare dai binari. Nelle intenzioni del parroco che l'ha ideata, la riproduzione della grotta di Lourdes a Pietrafitta vuole essere l'ospedale delle anime, domani la cerimonia di consacrazione. Musica e gastronomia ad Aprigliano per la riuscita manifestazione Calici a Corte curata dall'agrichef Enzo Barbieri. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo di sanità perché le decisioni assunte e poi revocate, i farmaci che mancano, la carenza di personale, ma non solo, la sanità cosentina soffre il vuoto di potere che si registra ormai da un po' di tempo a questa parte. La situazione è davvero preoccupante. È stato il commissario ad acta per la sanità in Calabria, il generale Saverio Cotticelli, a fare chiarezza dopo una giornata, quella di ieri, ad alta tensione tra gli ospedali di Paola e Cetraro sul Tirreno cosentino. Le emergenze e urgenze chirurgiche restano al San Francesco di Paola. Le disposizioni di Cotticelli, che ha sospeso il provvedimento del direttore dello SPOC di Cetraro, Vincenzo Cesareo, caso dunque chiuso almeno per il momento. Sullo Ionio è il sindaco della città di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, a convocare i primi cittadini di un'area vasta da Cariati a Rocca Imperiale per affrontare le emergenze e chiedere un miglioramento dei servizi. È proprio a Rossano che nei giorni scorsi Sinibaldo Jemboli, medico del 118, è stato aggredito e ferito da un paziente. Il confronto in programma per martedì 3 settembre, nel quale sarà redatto un documento condiviso per rivendicare il diritto alla salute da presentare al generale Cotticelli in una riunione già fissata per giovedì 5 settembre. Infine il consigliere regionale Carlo Guccione punta l'indice sull'assenza di un responsabile dell'ASP di Cosenza. In via Limena in queste settimane c'è un vuoto al vertice, mancano sia il direttore generale che il direttore sanitario. Le conseguenze, rischi, sottolinea Guccione, per la salute dei cittadini, bloccati i provvedimenti urgenti quali l'acquisizione di farmaci salvavita oncologici e ancora i mandati di pagamento a favore dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Infine l'appello ad intervenire subito con la nomina dei responsabili per evitare il peggio. Adesso ci spostiamo a Cosenza per raccontarvi la protesta dei cittadini dell'autostazione. Il quartiere, dicono, è nelle mani di due gang che si danno battaglia. Le risse ormai sono quotidiane, l'appello è alle autorità, intervenite. Arriviamo all'autostazione di Cosenza in una mattinata qualunque, qualche secondo dopo l'ennesimo momento ad alta tensione vissuto in questa zona. Un ragazzo, mio figlio, gli ha detto di allontanarsi perché conosciamo quelle persone non gradite, ha detto di allontanarsi e questo qua ha buttato una sedia per terra, ha dato un calcio al tavolo ed è scappato. Quindi noi non possiamo stare sempre con questa paura che questi qua, se c'è una bottiglia in mano magari che solingia mio figlio, oppure mio marito che è già infartuato, ovviamente queste paure non le può pigliare. La signora Anna gestisce l'Odissea Bar da mezzo secolo e ha visto cambiare, per non dire peggiorare la situazione, fino al degrado dell'ultimo decennio. Da 50 anni. Io ero fidanzato con mio marito quando abbiamo comprato questo, all'epoca era, che ti posso dire, un bugigattolo, va detto in dialetto. Poi grazie a Dio abbiamo rinnovato ogni anno meglio e siamo stati bene fino a circa 10 anni fa, bene economicamente pure.
ma adesso l'autostazione è degradata al massimo. Non è una questione di discriminazione, violenze, prevaricazioni e inciviltà non hanno colore, del resto il miglior cliente del bar è Hassan, un gambiano. È un italiano che aveva scambiato una rumena per una sua ex, la voleva picchiare, però invece era un'altra, però mio marito è intervenuto per dividerli, questo qua ha lasciato la rumena, ha preso mio marito, gli ha rotto gli occhiali. Gli esercenti spesso sono costretti a barricarsi nei propri negozi, invocano una maggiore manutenzione della strada, che è di proprietà privata condominiale, e controlli a tappeto delle forze dell'ordine. La questura invia pattuglie che battono la zona, ma la situazione è critica, dicono, richiede un controllo costante. Questi stranieri che si ubriacano, litigano fra di loro, l'altro giorno c'è stata una rissa, coltelli, pietre, ovviamente le persone non vengono qua a passare a fare spesa ai negozi, quindi noi abbiamo paura di questi qua. Oltre alla sicurezza, l'allarme riguarda anche l'igiene. C'è un bagno aperto al pubblico a gestione privata, ma c'è chi non vuole o non può investire 50 centesimi e la fa dove capita. C'è molta gente che usa in modo non consono la parte estrema dietro quei pullman in modo particolare, dove la gente lo usa come bagno pubblico. Le attività della zona un tempo erano fiorenti, oggi si fatica ad andare avanti. Ci ho speso quasi 300.000 euro, l'ho messo in vendita a 30.000 euro e non lo vuole nessuno. Mi duole il cuore. Cambiamo argomento, l'ipotesi della costruzione invece di una mega discarica, parliamo ovviamente di rifiuti a Castrovillari, fa insorgere la Coldiretti, il presidente dice danneggerebbe l'agricoltura irrimediabilmente. La situazione rifiuti in Calabria è al collasso, discariche che bloccano i conferimenti con conseguenti disagi non solo per i tir che trasportano la spazzatura ma anche per le ditte che si occupano della raccolta con conseguenze di carattere igienico-sanitarie. Da qui torna ad essere di stretta attualità la creazione di mega impianti unici che raccolgano i rifiuti di interi territori. Ma il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, dice no alle mega discariche, ma bisogna puntare alla realizzazione di una serie di mini impianti. È da diversi anni che si sta parlando di costruzione di mega discariche e noi da altrettanti anni stiamo dicendo che non è una soluzione risolutiva e non è certamente la migliore delle soluzioni. Noi riteniamo innanzitutto che la spazzatura vada gestita, almeno la spazzatura prodotta in Calabria, vada gestita in Calabria in maniera razionale, ma non con mega impianti, con piccoli impianti, con delle piccole isole ecologiche necessarie, costruite a misura per in parte valorizzare ciò che produciamo come spazzatura, per un massimo di 100.000 abitanti, perché i mega impianti dove esistono abbiamo visto che creano diversi problemi sia nella gestione sia come impatti ambientali e hanno anche dei costi di realizzo e di gestione di gran lunga superiori a quello che può essere invece una sommatoria di costi per piccoli impianti. Cambiamo ancora argomento, parliamo di politica perché la Fondazione Trasparenza di Cosenza assume il ruolo di un nuovo soggetto politico. Lo fa attraverso un manifesto nel quale fissa i punti dell'impegno politico. Non un partito, ma un luogo per favorire il dibattito e il confronto in vista delle prossime elezioni regionali. Una regia moderatrice per favorire il dialogo. Ecco, la politica si fa così, privilegiando il ragionamento in un'epoca in cui contano più le opinioni che i fatti. La Fondazione Trasparenza riavvolge il nastro del dibattito politico e piazza nel cuore dell'agone calabrese la bandiera della presenza. Un atto di coraggio e di responsabilità. La mission è al tempo stesso chiara e ambiziosa. Far prevalere il metodo delle conoscenze, vale a dire l'esatto contrario del già visto. Ebbene sì, è un soggetto politico nell'accezione più ampia del termine, pieno di attrezzi che sono propri della politica alta, di cui purtroppo da tempo la Calabria è stata. La Fondazione recupera parole che hanno perso significato. Dialogo, confronto, condivisione, vale a dire l'essenza dell'arte nobile. L'obiettivo è creare le condizioni perché il bene comune incontri la volontà e premi la capacità, favorendo il superamento dei vecchi modelli di antagonismi e consumati protagonismi.
Il titolo del manifesto che segna il debutto è emblematico, l'occasione per una politica ragionata, nel quale viene messo in evidenza il crogiolo di guai con il quale la regione è costretta a convivere, dai comuni sciolti per mafia alla sanità, tanto per citare i più visibili e più gettonati nella narrazione quotidiana. L'istantanea che il manifesto restituisce è a dir poco catastrofica ed impone un cambio di rotta prima che sia troppo tardi. Non c'è alcuna ambizione di nuovo protagonismo, ma l'aspirazione di contribuire alla nascita di una politica della ragione, che possa proporre, alla fine del lungo percorso immaginato, un prodotto ai consumatori dei diritti fondamentali. L'ambito in cui il neosoggetto si muove è quello della sinistra che strizza l'occhio ai progressisti e ai moderati. L'antifascismo è nelle cose e quindi l'obiettivo è fisiologico, battere la destra, non solo quella rappresentata dai partiti. Bastano le parole? No, occorrono i fatti, quindi ecco, la Fondazione calendarizzerà a breve una serie di incontri ai quali potranno partecipare tutti coloro i quali avvertono il rumore di una Calabria che scricchiola. Donne e uomini che non si rassegnano a recitare il ruolo di spettatori disinteressati, ma vogliono contribuire a costruire quello che nel manifesto viene chiamato progressismo moderato. Certo, non una cosetta da nulla, ma una vera e propria rivoluzione culturale. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Tragico incidente a Brancaleone nel Reggino, dove un treno passando sui binari ha fatto sbalzare un tronco che ha colpito un pensionato nel suo podere. L'uomo, un 74enne, è rimasto gravemente ferito, soccorso dal 118 e morto poco dopo in ospedale, sul posto i carabinieri. 2 persone ferite questa mattina in un incidente stradale sulla strada statale 18 nei pressi di Bonifati nel Cosentino. Necessario l'intervento dell'elisoccorso. Il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per alcune ore. Sul posto la polizia stradale e l'ANAS. Una pistola a salve priva del tappo rosso, alcune centinaia di cartucce di vario calibro e della polvere pirica. Il materiale trovato e sequestrato a Dasà dagli agenti del commissariato di polizia di Serra San Bruno, che hanno denunciato in stato di libertà un uomo con precedenti di polizia con l'accusa di detenzione illegale di armi, munizioni e sostanze esplodenti e ricettazione. Auto in fiamme questa mattina all'interno della galleria a Moccone sull'altopiano Silano, disagi al traffico. A bordo dell'auto 4 ragazzi che sono riusciti a mettersi in salvo, nessun ferito, sul posto i vigili del fuoco. Cambiamo ancora argomento. Nelle intenzioni del parroco che l'ha ideata, la riproduzione della grotta di Lourdes a Pietrafitta vuole essere il cosiddetto ospedale delle anime. Domani ci sarà la cerimonia di consacrazione. La Vergine incastonata nella roccia e la preghiera della sera. Non siamo a Lourdes ma a Pietrafitta in provincia di Cosenza, dove nell'area di quello che è stato il convento di Sant'Antonio sorge la grotta realizzata da Don Antonio Abruzzini, per alcuni anni missionario in Africa. Padre Speranza lo chiamano. Oggi guida la parrocchia del piccolo borgo alle porte di Cosenza, dove, ispirato da Dio, dice con l'aiuto dei fedeli, ha ricreato lo spirito di Massabielle, dove la Madonna apparve l'11 febbraio 1858. Un luogo di conversione, di preghiera, di fede, un luogo che possa aiutare, esortare, spingere le persone a pregare di più, a credere di più, a convertirsi di più a Dio. Io chiamo questo luogo l'ospedale delle anime e vorrei che diventasse sempre di più un luogo dove le persone vengono volentieri e, come dicono tutti, trovano la pace. Domani sera alle 18 il vescovo di Cosenza, Monsignor Francesco Nolè, consacrerà la grotta e presiederà la celebrazione. Pietrafitta è il miracolo del passaparola, prevista una grande affluenza, per quello che è già un punto di riferimento spirituale per la provincia Abruzia. E restiamo nella Presila per parlarvi adesso di un'iniziativa dedicata a Fausto Gullo. Valorizzare la figura di Fausto Gullo partendo dai luoghi ricchi di ricordi e cultura, da dove il ministro dei contadini, come amavano definirlo, è partito.
A Spezzano Piccolo, nel cuore del comune presilano di Casali del Manco, nella frazione Macchia risiedono luoghi tanto cari all'esponente politico calabrese, la sua dimora e la biblioteca in cui Gullo si rifugiava per dedicarsi alla lettura nei pochi momenti di tranquillità. Rivivono attraverso una mostra itinerante dove si possono toccare con mano pagine di storia recente. Stiamo prendendo contatto ovviamente con le scolaresche di tutto il circondario per far sì che i giovani possano conoscere questa figura di Fausto Gullo che in questo momento da costituente ha fatto tanto per la nostra democrazia e ha anticipato temi veramente di attualità inverosimile. Ma nell'era della digitalizzazione non potevano mancare touchscreen e digiwall con ricostruzioni fedeli dell'epoca. Esce fuori una figura sicuramente completa di un grande politico, anche di un fine giurista, che ha avuto la capacità appunto di pronunciare discorsi e di intervenire pubblicamente su temi apparentemente vecchi ma che riguardano questioni ancora oggi tragicamente irrisolte. Adesso parliamo di iniziative, ci spostiamo ad Aprigliano, molto partecipata quella denominata Calici a Corte, che ha unito lo spettacolo alla degustazione di vini e gastronomia locale. Calici a Corte, questo è il titolo dell'evento che nella frazione di Corte ad Aprigliano ha messo insieme enogastronomia tipica e buona musica in un percorso di grande suggestione che ha arricchito la programmazione estiva di Aprigliano. L'evento nasce innanzitutto per valorizzare una delle nostre ricchezze, che secondo me è una ricchezza proprio dei borghi calabresi, e cioè il nostro borgo di Corte. E abbiamo deciso di abbinarlo a un percorso enogastronomico. Stasera ci sono 20 cantine calabresi che presenteranno i loro vini. Questo evento nasce, ci abbiamo puntato molto, nasce proprio per la valorizzazione dei nostri territori. Noi non essendo un comune costiero sulla costa, bisogna puntare su quelle che sono le nostre risorse. Niente di meglio che il nostro splendido borgo, anche perché questo borgo, in occasione di questa festa, di questa iniziativa che abbiamo inteso realizzare, lo candideremo anche a borghi più belli d'Italia. Quindi un'inversione di tendenza, e cioè dal borgo visto come punto di debolezza, secondo me, al borgo visto come punto di forza dei nostri comuni. Calici a Corte si è fregiato della direzione artistica dell'agri-chef Enzo Barbieri, che ha curato tra l'altro, oltre alla selezione delle cantine, tutta la gastronomia della serata. Sono rimasto affascinato dalla bellezza del borgo e dall'ospitalità dei suoi abitanti. L'idea vera che nasce da questa mia visita in questo borgo è quella di valorizzare i nostri borghi. La vera ricchezza calabrese sono i borghi che noi abbiamo all'interno della regione, che ci trasmettono storia, tradizioni, e soprattutto nei borghi ci stai tutto l'anno, non è il mare che ci stai 15 giorni all'anno, 20 giorni all'anno. Nel borgo vivi il turismo d'élite, il turismo con calma, lo slow tourism, che è una cosa molto molto importante. Abbiamo già studiato 2 o 3 eventi, il sindaco mi ha dato carta bianca e io sono orgoglioso di essere venuto a valorizzare questo pezzo di Calabria sconosciuta ma straordinaria. Adesso ci spostiamo a Montalto per l'edizione 2019 del Festival Leoncavallo. A Montalto Fugo la magia della musica lirica ha raggiunto il suo culmine con uno degli appuntamenti più attesi della 19ª edizione del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo. Il palcoscenico naturale è stato ancora una volta il sagrato del Duomo della Madonna della Serra, l'opera in scena quella più famosa del grande musicista, Pagliacci, ispirata da un fatto realmente accaduto proprio a Montalto, presentata in una veste inedita e originale. La regia infatti è stata affidata a Pippo Franco, attore, regista e uomo di cultura, che non ha tradito le aspettative della vigilia. L'ambientazione di questa storia era particolare, c'era proprio una descrizione precisa dell'originale. Qui abbiamo trovato uno spazio davanti a questa cattedrale
che sembra paradossalmente, il tempo non esiste, costruito proprio per i pagliacci di Ruggero Leoncavallo. I muretti non li abbiamo costruiti noi, già ci sono. Gli alberi descritti nella scena necessari non li abbiamo fatti noi, già ci sono. Quindi abbiamo inserito, diciamo, questo teatrino in questo meraviglioso spazio che caratterizza Montalto e abbiamo fatto della completezza di questa piazza, abbiamo fatto un lavoro che secondo me è straordinario e unico. In uno scenario già naturalmente bello, arricchito dalla maestosità del Duomo, si sono snodate le vicende tra Nedda, Canio e Tonio, dando vita a una produzione coinvolgente e di grande impatto emotivo. Pagliacci per una notte è diventata l'opera della memoria, del tempo che ritorna e riconduce con la mente al ricordo di un fatto di passione, tradimento e morte accaduto a Montalto Fugo quando Ruggero Leoncavallo aveva 8 anni. Adesso parliamo di sport, di calcio, di Serie C, vediamo quali saranno domani gli impegni delle squadre calabresi. 2 gare casalinghe e 2 trasferte per le calabresi di Serie C. Regina e Vibonese protagoniste nella prima davanti al proprio pubblico. Gli Amaranto, dopo l'arrivo di Denis, non nascondono le ambizioni di promozione e domani ci sarà il pienone in casa per spingere alla vittoria nella gara con la Cavese. Mi aspetto una presenza massiccia e un coinvolgimento come quello che ho visto col Vicenza, dove siamo stati bravi noi a coinvolgere e loro a trascinarci a una prestazione importante, un risultato importante con una squadra forte che era il Vicenza. Mi auguro che ci sia lo stesso entusiasmo, lo stesso trasporto, la stessa passione e che noi siamo bravi a trascinare questa passione che, ripeto, a me col Vicenza mi ha entusiasmato. La squadra di mister Modica ospita a Razza l'Avellino, entrambe si affrontano con propositi bellicosi dopo la sconfitta rimediata nel primo turno. Abbiamo una partita molto insidiosa perché comunque bisogna capire qual è la vera identità dell'Avellino, se è stata quella col Catania o quella col Bari. Ha secondo me degli uomini importanti, dei giocatori molto validi per la categoria e dobbiamo essere molto bravi a rispettare questa squadra, ad avere la consapevolezza però che possiamo contrapporci con armi di grande umiltà, di dedizione, di applicazione, come abbiamo fatto a Monopoli, con la speranza di essere un po' più incisivi nella finalizzazione e quindi essere più determinati nel volere portare a casa il risultato. Il Catanzaro contro il Bisceglie spera di proseguire nell'ottima partenza. Bisceglie è una squadra un po' diversa rispetto al Teramo, gioca un calcio molto concreto, molto pragmatico. Hanno cominciato bene, stanno facendo bene e devo dire che avendoli visti hanno anche un gruppo di ottimo livello con dei giocatori stranieri che probabilmente si affacciano per la prima volta alla realtà del campionato italiano, ma che però hanno dimostrato, per come li ho visti, di avere spessore e qualità, quindi subito, ma non avevo dubbi che fosse così, subito si va al sodo, insomma, ecco, quindi si va al confronto del campo. Da parte nostra noi stiamo bene, è chiaro che perseguiamo e inseguiamo obiettivi importanti, però questi obiettivi passano sempre da ciò che fai nel contesto della gara. Mentre il Rende a Caserta sarà una formazione arrabbiata e determinata, parola di mister Andreoli. C'è bisogno di più convinzione, soprattutto in quelle che sono comunque notevoli mezzi che i ragazzi hanno. Ripeto, squadra giovane però che ha buone qualità e anche in virtù di quello che magari probabilmente arriverà o è già arrivato. Insomma, sono sicuro che con queste qualità riusciremo a fare cose buone, cose che tutti quanti ci aspettiamo. Adesso vediamo le previsioni del tempo.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una nuova goccia di aria fredda in quota in entrata dal vicino Atlantico sul Mediterraneo occidentale tenderà a generare un vortice depressionario centrato sul basso Tirreno per la giornata di domenica. Assisteremo quindi ad un peggioramento del tempo che si intensificherà per l'inizio della prossima settimana sulla Calabria. Per il prossimo fine settimana avremo tempo discreto al mattino ed instabilità nelle aree interne nel pomeriggio, con qualche rovescio o temporale in locale sconfinamento sui litorali. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Oggi sereno al mattino. Nel corso della giornata al solito aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi si aggiungerà anche della nuvolosità medio-alta in risalita dalla Sicilia. Si verificheranno rovesci anche a carattere temporalesco su Pollino, Orso Marso, Sila, Serre e Aspromonte, con possibili sconfinamenti dei fenomeni su Valle del Crati e sui settori tirrenici del Vibonese. Temperature stazionarie. Domani sereno o poco nuvoloso al mattino, aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi da metà giornata. Si verificheranno rovesci anche a carattere temporalesco sui principali rilievi della regione, con possibili sconfinamenti dei fenomeni sui settori ionici tra Cosentino e Alto Crotonese. Temperature stazionarie. Passiamo ai mari e ai venti. Oggi ancora ventilazione debole a regime di brezza da ovest sul Tirreno, da est-sud-est sullo Ionio. I mari risulteranno calmo l'Alto Tirreno e lo Ionio Cosentino, Reggino e Catanzarese. Quasi calmo o poco mosso il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio Crotonese. Domani venti ovunque dai quadranti meridionali, deboli sul Tirreno centro-settentrionale e Ionio settentrionale, con mari quasi calmi o poco mossi. Moderati sui settori meridionali tirrenici e su Ionio centro-meridionale, con mare poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon weekend, arrivederci.